Dai, sbrigati, che ti sto aspettando. Sì, 5 minuti e sono da te. Arrivo, sto arrivando. Signorina, è mai possibile, sempre al telefono, con tutte le cose che ci sono da fare in questo studio, ci sono da pulire i bagni, scusi, e sono tutti sporchi, c'è da spolverare. A proposito, è arrivata la nuova macchina? Sì, guardi, è bellissima. Ah, per caso l'ha pagata? No. Ah, meno male che non l'ha pagata perché la dobbiamo testare, poi sperimentare, noi non sappiamo l'effetto che fa sui pazienti. Senta, a proposito, io devo andare in sala operatoria, devo operare, quindi oggi pomeriggio... Ah, oggi non c'è lei? Quindi io me ne vado. E gli appuntamenti li salti tutti. Però mi raccomando, non combini guai, guardi, io la conosco a lei. Mi raccomando, mandi via tutti e semmai telefono. Va bene. È meglio che stia al telefono. E oggi non viene? No, non vengo. Per niente? Per niente. Che peccato. Lo so che gli crediamo. Però è meglio che stia al telefono con Manolo che con Vinculari. Va bene, la posso lasciare? Sì, vado, posso andare? tranquillo. Grazie, arrivederla, molto gentile, andiamo. Manolo, sei andato? Sì, io sono completamente alla porta, mamma. Vieni, sali! Dai, sbrigati però perché ora comincia a arrivare la Arrivo. Sono davanti alla porta, apri. Perfetto, sbrigati. Senti, puoi stare? Da soli. Perfetto, ma non viene? Doveva operare! Oggi non viene? No, non viene. Oddio, è arrivato Sì, va bene, perché abbiamo fatto bene il nostro tavolo, un po' così. Buongiorno. Ma chi è? Io sono una paziente del dottore che Non c'è! non c'è! Il dottore mi ha detto! Il dottore non c'è, viene domani! Eccola! Ma no, non si fare! Della salute! Non si può usare! La macchina della salute! Facciamo una prova. Sì, sto benissimo! Mi è passata! Grazie dottoressa, grazie! Macchina fantastica! Funziona benissimo, la ringrazio tanto! Ciao! Niente, sono troppo contenta per essere col dottore, farò tutto! Manolo, sei andata. Sai che è successo? Che si è messa là. E poi guarita! Va bene, ma tanto è funzionato. Quello è proprio preciso. Chi è? Buonasera, dottoressa. Dottoressa. Laboratorio chiuso? No. È chiuso? No. La macchina funziona? No. Io devo ballare. Devo ballare, la gamba non mi cammina più. Che ti raccontano questo? La sedia. Io devo sedermi su quella. Dottore, dove sta? Non c'è. Non c'è. Non fa niente. Io sono un assistente, Non ma fa non niente. assisto. La sedia, dottoressa, perché io devo ballare. La pizzica devo ballare. E così non la posso ballare. La pizzica devo Facciamo pure questa stasera. Speriamo perché mi ci vuole un avvocato. Grazie, dottoressa. Buona, ferma. Fare la gamba. Questa. Allora mettiamo su questo. Tutte e due.
funziona. Possiamo parlare di musica? Non si parla così la pizzica, quella è la tarantella. Ma la parcella? No, poi vado dal dottore. Un'altra persona che non va. Vado dal dottore. Sicuro? Arrivederci, dottoressa. Rompono, non pagano, non ci fanno fare niente. Oddio, senza come facciamo? Ma il resto funziona. Vabbè, dai, andiamo a vedere se funziona. Ascolti, dai, per piacere, che se dicono di stare qua. È un casino, manda via. Chi è? Dottoressa, buonasera. Ho detto che qui c'è una sindaca colosa. Ma non per queste malattie. Io guarda, il dottore non c'è. Quello che vuole. Ci vuole un miracolo! Quello che vuole. Dottoressa! C'è il dottore. Se non accompagnano qua, poi le manderò la parcella a casa. La parcella. La conosci. Stasera. Andiamo qua dietro che devo controllare una cosa. Speriamo che l'ultimo, non ho fatto in tempo a telefonare a tutti. Dottoressa, ma siete, ma non ci vuole. Quello di prima. Ma vuole quella con la sede col buco, vuole. Col buco, la sede col buco non Non ce la c'è. faccio più. Io voglio la sedia. Ma questa Costi quel che costi. Sì, no, mi guarisca. per lei. Perché vediamo, proviamo. Siete tranquilli? Sì, Ha messo il fatto? sì. È bello, illuminante. Sì, grazie. Vi prego, voglio. Che bello! Finalmente, che bello! Grazie, mamma del dottore, grazie! Finalmente! Che fai? Ma non lo tengo più.